Per il friulano priorità a giovani, media e nuove tecnologie. L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha incontrato questa mattina a Udine il consiglio di amministrazione di Arlef, presieduto da Eros Cisidino, per un momento di confronto su diversi temi e su quella che sarà la nuova programmazione regionale per la tutela della lingua friulana. Roberti ha sottolineato come nella scorsa legislatura si è riusciti a portare a casa alcuni risultati concreti e strategici per la promozione della Marilenghe. Dal nuovo piano generale di politica linguistica 21-25 all'istituzione del Teatri Stabil Furlan, dall'impegno per garantire più friulano nella TV pubblica, quello sul fronte della scuola e della formazione. E la volontà della Giunta è quella di lasciare un segno anche in questa legislatura, ha aggiunto, a partire dal nuovo piano generale di politica linguistica su cui presto si inizierà a lavorare, punti cardine appunto giovani, media e nuove tecnologie. Grazie quindi al lavoro di Arlef e del Servizio Lingue Minoritarie della Regione per il lavoro svolto e per quello che saranno chiamati a svolgere. Il presidente di Arlef, Eros Cisilino, ha evidenziato: nel precedente mandato ci siamo sforzati di costruire una strategia a lungo termine mediante un'azione corale di tutti gli attori in campo, sia pubblici che privati, e questo ci ha permesso di raggiungere questi risultati e ci spinge a fare meglio per i prossimi anni. Biglietti staccati.